Buonasera a tutti i telespettatori, è tornato a piovere, l'abbiamo visto negli ultimi 2 giorni, nelle ultime 24 ore, soprattutto chi abita nelle zone di montagna. Oggi mi è capitato di essere dalle parti di Tarvisio e Chiusaforte e veramente picchiava da quelle parti. Quando sono arrivato però a Udine non c'era una goccia d'acqua. Tutto questo insomma basterà ad avere l'irrigazione, a gestire l'irrigazione nei prossimi giorni. Sto parlando a voi direttamente agricoltori che state soffrendo questa siccità. Lo scopriremo nella puntata di Screenshot di questa sera, lo scopriremo insieme a Rosana Clocchiatti, Presidente del Consorzio Bonifica Friulana, buonasera, che è venuta qua a trovarci. Buonasera. Lo scopriremo poi in collegamento, anche sentiremo la voce degli agricoltori. Gino Vendrame, Presidente della Coldiretti Udine, ci collegheremo tra poco con lui. Però prima parliamo con Rosana Clocchiatti perché le notizie che ci arrivano, almeno il mio preambolo è stato quasi ottimistico da un certo punto di vista, non è così ottimistico per chi abita nelle zone dove ci sono le falde, no? Pensiamo a zone di Orzano, Bertiolo, Lestizza, immagino, poi insomma ci dica lei qual è la situazione che stiamo vivendo. Diciamo che speravamo nella pioggia, è arrivata in montagna, questo darà sicuramente un beneficio per la parte del tagliamento, no? Quindi per una certa irrigazione che prende l'acqua del tagliamento, tant'è che oggi abbiamo chiuso l'integrazione che doveva fare per permettere poi agli agricoltori di irrigare, no? Nelle zone servite da questo sistema. La vera cosa grave, direi, anche se vogliamo un po' difficile, che ci sta mettendo in crisi tutto il sistema, è quello delle falde. Si accennava alla zona di Orzano e Cividale, queste diciamo sono zone partite già con l'inizio dell'irrigazione il 1° giugno in difficoltà, per cui l'acqua già lì non c'era, e abbiamo delle falde nella zona del Medio Friuli, falde che normalmente non avevano problemi d'acqua, no? Perché era uno dei sistemi che reggeva di più quando c'era la siccità, che invece adesso in alcuni pozzi siamo costretti a ridurre la portata, e questo a lungo andare, sapendo che le falde non si riempiono con le piogge ma hanno necessità di mesi per essere poi integrate, sta creando grosse difficoltà al mondo agricolo e a noi che poi dobbiamo gestire l'acqua. Certo, allora facciamo, grazie all'ausilio della regia, nostro Fabio Di Bernardo, Francesco Snidero, andiamo a vedere con il report del Consorzio di Bonifica quello che è accaduto nelle ultime 24 ore, magari non si vede benissimo perché è un insieme di numeri, però vi aiuto dicendo che c'è un numerino magari più evidenziato rispetto agli altri, quello sull'estrema sinistra, è quello della zona della Valcellina, 212 mm di pioggia nelle ultime 24 ore, potremmo quasi definire una bomba d'acqua, una cosa mai vista nelle ultime 6 mesi. Ecco, dico 6 mesi perché il problema è che qui non è che non piove dall'inizio dell'estate o da inizio giugno, non piove da 6 mesi. E da gennaio c'è mancata tutta quell'acqua a monte, si verrebbe da dire, no? Beh, abbiamo il 54% dell'acqua in meno rispetto a quella che ci trovavamo normalmente al periodo di giugno. L'ultima pioggia, se può essere considerata tale, abbondante, è stata il 7 di gennaio. Quindi ci troviamo in 6 mesi senza acqua, le piogge primaverili nulla, assolutamente, i fuochi dell'Epifania. Diciamo che tutta quest'acqua non c'è stata, quindi le falde non a caso si trovano in queste condizioni. Consideriamo che siamo ancora in giugno, abbiamo iniziato la campagna irrigua, abbiamo ancora tutto il mese di luglio che normalmente è la stagione peggiore per la quantità d'acqua, invece siamo già in riserva, diciamo così. Esatto. Slide 2, allora se avevo fatto vedere il numerino dei 212 mm, poi ce n'erano anche 149 forni di sopra, 100 nella zona di Tolmezzo, guardate cosa accade sotto, in basso. 0, 0, lo ripeto, nella zona della Bassa Friulana, 0 anche nella zona del Medio Friuli, un 3 che spunta Codroipo così, è piovuto, diciamo, si dice sbivicciato, forse, no? A sbivicce, e basta, 0 proprio. Questo vuol dire avere la situazione critica. Se ci spostiamo nella zona più orientale c'era un 0,2, proprio quella zona di Orzano che stavo citando. Noi siamo andati anche a vedere nelle scorse giornate. Magari chiedo anche alla regia se ci fa vedere, prontissimi, la profondità della falda di Remanzacco, appunto, dicendo Orzano, e guardatela lì, la lascio commentare a lei. Clocchiatti, perché il dato è drammatico quello che si vede nell'ultimo diagramma, nell'ultimo grafico. Assolutamente no? Sì, se noi vediamo la media e la linea in mezzo in nero, poi vediamo quello che è il picco normalmente della falda dell'anno scorso, quindi vediamo i pallini gialli, tanto per capirci. Quando arriviamo alla linea gialla che sta scendendo è perché siamo a fine stagione. Quest'anno vedete la linea verde, siamo già partiti male e oltre a questo stiamo andando ancora peggio. Notizia
notizia di oggi, siamo in difficoltà anche su pozzi già ridotti della metà, siamo in difficoltà di nuovo, per cui nelle prossime ore dovremo andare a ridurre ancora la portata. Consideriamo che lì già si sta irrigando la metà di quello che si irriga normalmente, quindi stiamo irrigando 2 ore su 4. Ecco, quindi gli agricoltori, è possibile che la prossima settimana invece di irrigare 2 ore in quella zona lì possano irrigare 1 ora. Questa è una decisione che dovrete prendere voi, immagino, il problema, a ore. sì, il problema è la difficoltà di sollevare l'acqua, perché se non c'è acqua nella falda, non è di colpa fatto del non riusciamo a consorzio, ovviamente, irrigare. voi gestite la situazione. Dovete Domani abbiamo una deputazione dove andremo a prendere delle linee, no? Delle decisioni importanti. Venerdì abbiamo una commissione interna al consorzio dove anche lì andremo a analizzare la situazione. Lunedì, come ormai ogni lunedì, abbiamo, io dico, una riunione, un summit interno con tutti i tecnici e responsabili delle zone e andiamo ad analizzare queste situazioni. Ormai si vi ha già vista, no? Quindi la nostra mission è quella di garantire il minimo in questo momento per la sopravvivenza, sperando purtroppo, dove ci sono le falde così basse, che piova qualcosina. Abbiamo visto i dati di prima, non sono stati confortanti anche per queste zone. Certo. Andiamo nelle altre slide, andiamo a vedere nelle altre zone, magari se c'è qualche agricoltore che ci sta guardando, può vedere con estrema utilità anche quello che accade nelle altre falde. Questa sì, questo è il pozzo 72, sì. Qui vediamo sempre... Lo conosce benissimo che zona è? Sì, siamo sempre nelle zone del Medio Friuli, in questo caso abbiamo più o meno la situazione simile, non saranno i 12 metri di prima la diversità, ma vediamo che partiamo sempre dalla linea gialla che è l'anno scorso, la media che è quella la costanza nei vari anni e vediamo che anche qui partiamo in difetto, la situazione non è destinata a migliorare. Diciamo che le falde purtroppo, per fortuna, risalgono soltanto dopo grossi eventi di pioggia. Faccio un esempio, arriva il temporale grosso che ingrossa il tagliamento e l'acqua che è sul tagliamento percola e arriva all'interno delle falde, quindi ci vogliono più mesi per poter aumentare la falda, non basta la semplice pioggia, per cui noi ci troveremo tutta questa stagione in questa condizione, avremo la possibilità forse a fine stagione in autunno di avere le piogge, ma quando ormai non servono più. Spero che tornino. C'è qualcuno che prega per la pioggia in questi giorni, però la verità è che non risolverà, anche se dovesse piovere bene per 2 giorni non risolverà completamente. No, diciamo che se piove aiuta a trascinare la stagione, nel senso che riusciamo a chiudere gli impianti, lo abbiamo fatto l'altra settimana in alcune zone del Medio Friuli dove hanno piovuti più di 40 mm e questo aiuta sicuramente a risparmiare anche quella poca acqua che c'è. Le previsioni dei prossimi giorni non sono buonissime, qualche temporale, però sappiamo che i temporali non è una perturbazione che aiuta, per cui ci troveremo costretti a gestire la situazione. Cosa ancora più importante, secondo me, è la temperatura, perché magari non abbiamo molta acqua, però il fatto che le temperature siano oltre i 32 gradi aiuta l'evapotranspirazione, per cui le piante necessitano ancora più di acqua e questo sta creando grosse crisi, grosse difficoltà comunque alle culture. Ecco, per questo prima dicevo che la nostra mission in questo momento è garantire la sopravvivenza del sistema agricolo friulano. Sì, anche l'ecosistema in generale, assolutamente, perché poi ci sono anche le trote stesse, mi viene da pensare, ecco, questo è un altro tipo di problema. No? Noi ormai siamo sui canali che gestiamo, siamo anche sul tagliamento, abbiamo del personale specializzato per la raccolta del pesce, ormai anche sul tagliamento, sapendo che la situazione è cronica, no? La difficoltà, la scarsità d'acqua, ogni giorno girano e vanno a controllare le pozze proprio per evitare che ci sia questo tipo di problema. Quindi, e le salvano? E li salvano e li spostano in luoghi dove l'acqua c'è, per cui c'è come dire, una strutturazione forse diversa rispetto agli anni fa, a alcuni anni fa del consorzio, che serve da una parte a garantire l'acqua alle aziende agricole e dall'altra a mantenere comunque un ecosistema che ha beneficio di tutta la popolazione. Certo. Allora, l'ultima slide che la faccio vedere, tanto per allegrarvi un po'. È peggio ancora di tutti gli altri. Assolutamente, anche qua la condizione è la stessa, lo vediamo, cioè ormai il commento diciamo è trasversale, abbiamo semplicemente le differenze per le profondità, lo vedete lateralmente,
di quella che è la falda, e anche qui partiamo da una media di un certo tipo, vediamo cosa è successo l'anno scorso e vediamo quest'anno. Certo. Il trend è quello, insomma, Certo. si può partire Noi, non malissimo, ma poi vediamo dove siamo adesso. Noi adesso si parla di situazione eccezionale, ma dobbiamo un po' abituarci a questo, no? I meteorologi stessi hanno detto, insomma, che la temperatura è aumentata negli ultimi anni, c'è poco da raccontarci dietro, noi eravamo abituati ai temporali estivi, adesso non ci sono più. Ci può venire in aiuto i fondi PNRR per evitare dispersione dell'acqua, visto che ci sono questi problemi, insomma, di strutture vecchie? Sì, diciamo che ormai dal 2003 che parliamo di crisi di questo tipo, no? Questo è molto esatto. simile, la differenza quest'anno è che abbiamo il problema sulle falde che nel 2003 non c'era e quindi diciamo è ancora più grave. Noi come consorzio abbiamo attivato tutta una serie di attività per attingere fondi del PNRR. Attualmente attendiamo per settembre di capire quali finanziamenti otterremo, quali progetti andranno a finanziamento. E non è detto che li otteniate? Allora, speriamo di sì, No, perché no, certo, adesso ci tocchiamo tutto qua. ne abbiamo presentati 26, però... quindi alcuni andranno, speriamo, a buon fine. Nella prima graduatoria erano 10, adesso però attendiamo, perché c'è tutto l'iter, a settembre sapremo. Sì, sì. Sono importanti. Vedevo l'altro giorno, l'hanno dato tutti i cinema del Friuli Venezia Giulia, mi spero che non l'abbiate a voi almeno, no? Che avete bisogno diciamo in che questo noi abbiamo momento, fatto il nostro. Ecco, questo va a beneficio chiaramente del mondo agricolo. Con tutto il bene che voglio al cinema, Scusa. No, però... Ci andiamo tutti, ci andiamo tutti. Ci andiamo tutti, però vedevo l'altro giorno c'è stata una pioggia di soldi da una parte e dall'altra, spero bene, insomma, che voi riusciate a prendere qualcosa. Allora, insomma, faccio una battuta, le linee di finanziamento sono diverse, sì. Probabilmente, non so, chi ha scelto poi ha deciso di investire diverse fonti di finanziamento da tutte le parti. Allora, noi speriamo di andare a buon fine, e gli attuali progetti che noi abbiamo presentato sono quelli dove c'è un risparmio maggiore di acqua. Andremo a ammodernare o a sistemare degli impianti che hanno più di 40 anni, che comunque hanno bisogno, sono vecchi, hanno bisogno di essere ammodernati. Questo permetterà il risparmio del 50% dell'acqua, per cui in un periodo in cui ce n'è poca aiuterà sicuramente. Nel 2003, ad esempio, le riconversioni irrigue, all'epoca una parte del territorio non era irrigato, adesso ce la facciamo ancora a mantenere tutto il territorio irrigato. Noi stiamo presentando altri progetti non solo sul PNRR, anche sul MIPAF, proprio per riconversioni, per andare a continuare a sistemare, diciamo, a trasformare gli impianti a scorrimento a pioggia. Questo serve ulteriormente per risparmiare e dall'altra parte per permettere alle aziende agricole di lavorare in un modo più moderno. Ecco, speriamo bene. Pubblicità, torniamo tra pochi minuti. Nuovamente in diretta con Screenshot, lo vedete dal titolo della puntata, è tornata la pioggia, basterà? Non è bastata, ve lo rispondo subito, già immediatamente, che per chi si fosse collegato in questa seconda parte della nostra puntata ce l'ha spiegato molto bene con i grafici Rosanna Clocchiatti al mio fianco, presidente del Consorzio Bonifica Friulana, e ce lo dirà anche il presidente Coldiretti Udine, in collegamento con noi, Gino Vendrame. Buonasera. Buonasera Vendrame, mi sente? Buonasera. Benissimo. Buonasera a tutti voi, ai telespettatori, e anche alla Presidente Rosanna Clocchiatti. Allora, Vendrame, pioggia non l'ha vista lei, no, dalle sue parti? No, non l'abbiamo vista, ma l'attendiamo con ansia. Bisogna fare di precipitazioni. Bisogna fare la danza, Vendrame. Sentiamo di precipitazioni, sì, esatto. Purtroppo cade un po' d'acqua, ma macchia di leopardo, per esempio nel vicino Veneto. Venivo oggi dalla provincia di Treviso, ho attraversato una bomba d'acqua, già a Casarsa l'asfalto era asciutto. Mi aspettavo di trovare anche l'acqua qui da noi, ma purtroppo le mie aspettative sono rimaste disattese. Rimaste vane. Vendrame, si può già parlare di alcune colture a rischio? Allora, diciamo che sono in sofferenza le colture come gli autunno-vernini, abbiamo dei cali di quantitativi, sappiamo che in autunno e inverno le precipitazioni sono state più che dimezzate, perciò manca riserva idrica, è mancata la pioggia e non la stiamo vedendo tuttora. Siamo in emergenza, stiamo monitorando un po' tutte le aree attraverso anche i nostri presidenti coldiretti che sono dislocati su tutti i comuni della provincia di Udine.
e stiamo vedendo che anche delle zone storiche, come quelle della Bassa, che mai erano state in sofferenza perché bene o male, insomma, le falde più alte riuscivano a pescare anche a canali che normalmente avevano acqua, adesso invece la situazione è drasticamente cambiata. Ci potrebbe essere dei problemi anche per la viticoltura? Penso a questo in questo momento, perché c'è attesa, no, per la Ma vendemmia io poi. parto da questo concetto: l'acqua è un bene necessario per l'agricoltura, serve l'acqua alle piante, serve l'acqua alle piante anche in momenti particolari della vita di una pianta, quando va a fruttificare. Perciò per un'agricoltura di qualità l'acqua serve sempre. Perciò ci auguriamo che nel momento in cui insomma, la pianta va ad accumulare zuccheri, va insomma, a chiudere anche il ciclo vegetativo, in queste fasi importanti l'acqua non deve mancare. Certo, ci sono impianti più vecchi che hanno un apparato radicale più profondo e magari riescono ad attingere a zone umide del terreno, impianti più giovani fanno difficoltà. Poi dipende anche in che territorio ci troviamo, se abbiamo terreni limosi, argillosi, oppure nelle zone delle grave dove abbiamo più sasso, lì abbiamo, diciamo, culture che, sebbene hanno un apparato radicale ben sviluppato, comunque soffrono. Il nostro Friuli, la nostra pianura friulana, è veramente un territorio variegato, e anche qui dobbiamo monitorare zona per zona, perché le problematiche sono diverse zona per zona e dipendono anche dalla cultura che gli è stata messa a dimora. Diciamo che questa siccità, che comunque, come diceva la Presidente Clocchiati, è una situazione che stiamo vivendo già da alcuni anni, ci fa capire che non possiamo sperare solo nelle precipitazioni, non possiamo sperare solo nell'acqua che, diciamo, scende dal tagliamento, ma dobbiamo essere lungimiranti e pensare anche a nuove strutture. Dobbiamo pensare a bacini idrici, a bacini che accumulano l'acqua piovana, Sì. l'acqua generata anche da queste bombe d'acqua improvvise, in modo da riuscire a contenerla e poi a utilizzarla a seconda delle necessità, e anche per tutelare le stesse falde acquifere. Perciò teniamo le falde come risorsa, ma anche come riserva per il futuro, e andiamo ad attingere su questi bacini idrici. Ecco, Ecco, bacini idrici che al momento non ne abbiamo così tanti in regione. ecco, la blocco all'istante, Vendrame, perché volto questa domanda, questo spunto che lei ha fatto giustamente alla Presidente Clocchiatti, abbiamo bisogno di bacini. Beh, diciamo che già stiamo progettando sulla zona orientale del consorzio, lì abbiamo già in previsione 16 bacini, c'è uno studio di fattibilità molto dettagliato e adesso partiamo con la progettazione di due. Stiamo invece lavorando e daremo l'incarico a un geologo per tutte le zone e fare questi laghetti, chiamiamoli così, perché a livello anche immaginario sono un po' diverso, no? Rispetto al bacino classico, su tutta la zona, soprattutto a nord di Udine, dove non c'è l'acqua, non c'è la possibilità di irrigare. E siccome abbiamo anche lì aziende strutturate che magari fanno anche allevamenti con DOP e IGP, stiamo facendo questo tipo di studio, utilizzando già strutture naturali, penso alle cave, penso a dei terreni già limosi per conto loro e che comunque sarebbero dei bacini naturali importanti, proprio come diceva il Presidente, per recuperare l'acqua quando questa arriva, con queste famose bombe d'acqua. Ecco. Quindi stiamo già lavorando in questo senso, domani la deputazione andrà a dare l'incarico. Ah, proprio domani. Vendrame, mi sorge una domanda spontanea proprio perché anche come consumatore, come tanti consumatori che ci stanno vedendo, ovviamente voi avete dovuto fare fronte a dei rincari, no, per le materie prime. Se poi anche queste materie prime poi non crescono, parlo dei prodotti insomma della terra, è inevitabile che magari un domani nei supermercati i prodotti saranno ancora più cari, no? Ci troveremo con una situazione, cioè non riusciamo a fare agricoltura, non riusciamo a vendere e costa anche di più la materia prima, è inevitabile che dopo ci ritroveremo nei supermercati in prodotti sempre più cari. Questo è indubbio. Io vorrei comunque riallacciarmi anche a un altro concetto, perché quando si parla di acqua e di risparmio idrico, dobbiamo capire una cosa, che l'acqua utilizzata per fare agricoltura, per fare prodotti alimentari e agricoltura di qualità, non è un'acqua sprecata, anzi è un'acqua ben utilizzata. Gli sprechi stanno altrove, non certo in agricoltura, e soprattutto anche con questa crisi che è scoppiata con la guerra Russia-Ucraina,
abbiamo capito quanto è indispensabile essere indipendenti anche dal punto di vista alimentare, e senza acqua e senza un'agricoltura di qualità non lo saremo mai. Perciò parliamo sì di risparmio acqua, ma dobbiamo anche parlare di portare l'acqua nei territori dove attualmente l'acqua non c'è, indipendentemente dalla siccità. Perché se diventiamo indipendenti anche dal punto di vista alimentare, allora riusciremo anche ad ammortizzare questi balzi in avanti dei prezzi. Certo, certo. Senta, E poi le riserve d'acqua poi diventano anche una risorsa secondaria, perché non dimentichiamo che grazie anche alle centrali idroelettriche l'acqua ci dà anche energia, perciò l'acqua veramente è un bene a tutto campo, che interessa a noi agricoltori, al consumatore, ma anche al cittadino, a tutti i cittadini che utilizzano insomma l'energia elettrica. Devo dire che il Consorzio di Bonifica questi anni ha investito diverse risorse anche sugli impianti di bioenergia, di energia idroelettrica, che magari qualcuno guardava con sospetto dicendo non è il focus del consorzio, ma ora più che mai vediamo che questi soldi sono stati ben spesi e che queste infrastrutture sono sempre più necessarie. certo. Senta, volevo chiedere, e concludo con questa domanda e la rivolgo a entrambi. In questi giorni si è parlato tanto di ordinanze per non sprecare l'acqua, di emergenza siccità, altro tipo di ordinanza o insomma atto da parte del governatore o atto anche che sarà magari da parte direttamente della protezione civile a livello nazionale. Ma queste ordinanze servono o bisogna mettere in atto misure, altri tipi di misure? Ma a mio parere tante piccole gocce fanno un oceano, se non c'è il detto che pressappoco è così, e perciò penso che anche tante piccole azioni non risolveranno il problema, ma aiutano. E anzi questo tipo di percezione, questo tipo di approccio, secondo me ha anche una funzione di educazione. Dobbiamo capire che la risorsa acqua è un bene comune, è un bene per noi agricoltori, ma per tutti i cittadini, e tutti insieme dobbiamo fare di tutto per conservarla e gestirla al meglio. Penso che insieme a noi abbiamo anche un consorzio di bonifica che devo dire che è veramente ben gestito, e che noi come Coldiretti, come informazione e anche insieme al consorzio di bonifica faremo insomma questa azione, chiamiamola di propaganda di corretta gestione dell'acqua. Grazie mille Vendrame, buona serata. Grazie per il suo intervento. Grazie a voi, arrivederci. L'ultima cosa che le chiedo, Clocchiatti, cosa chiedete alla Regione a questo punto? Immagino che tavoli ne avete fatti, insomma, direttamente anche con l'assessore competente, però adesso cosa Allora, diciamo che c'è un lavoro strategico con la Regione e anche con le organizzazioni di categoria su questo, e si sta lavorando soprattutto per riuscire a strutturare, diciamo così, quello che è possibile fare sulla Regione. Ci vuole una visione a lungo termine, non basta mettere, io dico, le pezze, no? Come si mettono. Adesso parliamo tutti di emergenza e di siccità. Bisogna essere lungimiranti, bisogna pensare, non si può risolvere tutto adesso, alcune cose le stiamo già facendo, la Regione si è impegnata su tutta una serie di progetti e anche strutturazioni col nazionale. I bacini nascono anche da una richiesta della nostra Regione, lo stiamo facendo sulle riconversioni, ogni anno sugli investimenti la Regione sta mettendo questo, e il fatto che ci sia una sensibilità maggiore adesso per la siccità probabilmente aiuterà anche a capire che il problema non è diciamo così, solo agricolo, ma diventa un tema della collettività. Certo. Grazie mille a Clocchiatti per essere venuta da noi ospite in trasmissione. Grazie a voi. Grazie a tutti. Screenshot torna domani sempre alla solita ora. Grazie, arrivederci.